Cari telespettatori, un'altra parte della nostra trasmissione. Questa volta abbiamo il piacere di avere qui con noi il presidente di CNA Veneto, Moreno De Col. Ben arrivato, presidente. Grazie, grazie. Ci fa particolarmente piacere che lei sia qua con noi perché abbiamo avuto diverse istanze da parte di piccoli imprenditori, quindi gli artigiani, che si sentono in un momento un po' di instabilità e allora vorrebbero un po', hanno sollecitato alcune tematiche che poi sono quelle che anche voi avete affrontato nei tavoli regionali, istituzionali, su cui dibattete di frequente, che riguardano un momento di crisi, sembrerebbe. Cioè, a me dispiace purtroppo parlare di questo, però tant'è, quando tutto va bene non se ne parla, quando ci sono dei momenti un po' di difficoltà incomincia a vengono i nodi al pettine. E vorrei iniziare tra le tematiche a partire da una che è molto frequente, anche se diciamo ha una certa continuità, ne accennavamo prima fuori onda, ed è quella del passaggio generazionale. Perché per l'impresa artigiana la questione è diversa che per le grandi aziende, certo. È veramente completamente diversa, cioè mentre nelle grandi aziende anche i figli a volte entrano in azienda laureati e sono lì che vorrebbero anche prendere in mano la situazione, ma magari il titolare d'azienda è sempre lì, a veneranda età non molla, nel vostro caso vi trovate invece che in molti casi non avete proprio, anche avendo figli, i figli hanno fatto altre strade e quindi si rischia di perdere queste professionalità, queste aziende, perché non c'è più un passaggio a qualcuno di testimone. Sì, è un tema che io ho definito recentemente in occasioni pubbliche il tema dei temi per le nostre imprese, perché è vero, possiamo parlare della crisi, dell'IRAP, di tutto quello che vogliamo. E poi ne facciamo, ma dopo ne parliamo. Per dire, il tema è quello di dare anche continuità all'attività delle nostre piccole imprese, certo. E spesso e volentieri, o perché il titolare o i titolari hanno raggiunto una certa età e quindi non sono più in grado di proseguire con il loro lavoro, anche se a dire la verità tanti artigiani, tanti piccoli imprenditori lavorano pur essendo in pensione. Sì, e questo sì, è una cosa abbastanza frequente, se uno è legato alla propria attività non la molla mai se sta bene di salute ed è in grado di lavorare. Questo è non per tutti ma per tanti è così. In molti ambiti dell'artigianato, infatti, è vero. Però spesso capita appunto che all'interno delle famiglie degli imprenditori o anche tra il gruppo dei dipendenti non ci sia la volontà, la capacità, la possibilità di proseguire quell'attività, andando a perdere quindi conoscenze, capacità, conoscenza del mercato, tutti elementi costruiti nel tempo, certo. in tanti anni di lavoro. Ma Presidente, secondo lei è dovuto al fatto che non c'è appetibilità, alle sue spalle vediamo anche del cibo molto allettante, non c'è appetibilità di questo tipo di professioni che si vanno perdendo, non i margini di crescita, di guadagno non danno prospettiva ai giovani che vedono altre cose allettanti, i vostri figli sono tutti laureati e quindi andare a fare la professione del padre anche no? Cos'è che non funziona? Secondo me è un insieme di cose, perché sicuramente il messaggio che passa del lavoro manuale, del lavoro artigiano, non è... Che non è sempre manuale. No, certo, sicuramente, ma infatti lo stavo per dire. Il messaggio che passa è quello, no? Che uno lavora con le mani, solamente che si sporca, che lavora magari all'aria aperta se lavora nell'edilizia o altro, e tanti puntano ad avere una vita, non dico più comoda, ma di qualità diversa dal punto di vista lavorativo. Anche se poi questo è vero fino a un certo punto, perché con la crescita tecnologica, con l'ingresso dei macchinari che ci sono, della tecnologia che c'è, molte attività piccole artigianali sono altamente tecnologiche, hanno avuto una grandissima innovazione al loro interno. Però questo messaggio non è che passi più di tanto, quindi queste occasioni sono utili anche, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, per trasmettere il fatto che ci può essere una grande soddisfazione del lavoro per i giovani anche all'interno di piccole imprese, di imprese di tipo artigianale o microimprese. Questo è un elemento. L'aspetto economico sicuramente anche ha il suo peso, perché diciamo che lo stipendio fisso tante volte è più comodo rispetto a un'attività imprenditoriale per un giovane che non ha le certezze, magari vede già i genitori che hanno difficoltà. Ecco, lei ha toccato un lato e allora anche lì uno dice, beh, io non voglio fare la vita di mio papà che si alza alle 5 di mattina e finisce alle 10 di sera nel suo lavoro, voglio fare un'attività di tipo diverso, magari ha studiato, si è laureato, è andato all'estero e quindi fa attività diverse. E quindi c'è un insieme di cose. In certi casi penso ci sia anche un po' di preoccupazione, di paura di non essere in grado di gestire poi
un'attività. Ma allora lì quanta di responsabilità c'è da parte del titolare d'azienda, quindi di voi imprenditori, lei nel settore edile per esempio, non so se ha figli, se continua l'attività o meno, nel trasmettere una serie di valori, una serie di non solo sacrificio, perché è la generazione del sacrificio, che ai giovani non va tanto giù, e che a prescindere da che siano dipendenti o meno, nel far capire quanto possa essere attraente questo tipo di professione, perché dovete farla sì che ci sia un'appetibilità, un piacere, con varie strategie, vari stratagemmi, perché come vi faccio l'esempio, lo chef, in fin dei conti, è anche un artigiano, sono riusciti con una metodica di comunicazione di un certo tipo, per un periodo molto lungo, a far sì che molti giovani fossero allettati da questa professione. Vero, vero. No, incantati adesso. Infatti, ha ragione, cioè anche da parte nostra, soprattutto anche noi come rappresentanza, come corpo intermedio, dovremmo, ma cerchiamo di farlo nei rapporti con le scuole e in tutti i modi possibili, diciamo, soprattutto con le scuole di formazione professionale, con gli ITS, con gli FTS, è che nell'insieme bisognerebbe forse far di più o trovare dei meccanismi di comunicazione diversa. Alcuni dei nostri territoriali Veneto hanno utilizzato anche degli influencer, ad esempio, no? Per avvicinare, per mandare un messaggio ai giovani. Vengono usati molto i social anche. Lei che cosa farebbe, che consigli si sentirebbe di dare, vista la sua esperienza, visto il fatto che lei lavora anche in un settore particolare, perché quello dell'edilizia rappresenta una categoria, a chi ci ascolta, che è un artigiano e che ce l'ha come cruccio? Perché è veramente un cruccio. Io parlavo l'altro giorno con due artigiani, uno nel settore falegnameria, un altro nel settore sempre dell'edilizia, adesso non mi ricordo, che mi dicevano è peccato perché comunque morirà tutto con me, io continuerò chissà quanto, hanno già 60 e passa anni, ed erano avviliti. Quindi lei cosa si sentirebbe di consigliare per aiutare? Noi chiederemo, e abbiamo chiesto anche in più occasioni, che ci sia un supporto da parte delle istituzioni, parlo quindi della regione ad esempio, ma non solo, a sostenere il passaggio generazionale, perché spesso è un problema oltre che organizzativo e per l'aspetto organizzativo gestionale il compito è quello delle associazioni di categoria, chiaramente per supportare, e siamo in grado di farlo e lo stiamo già facendo. Spesso il problema è anche di tipo economico-finanziario, no? Perché se uno non ha le spalle un po' coperte si trova in difficoltà con le banche, con i fornitori, non ha garanzie da dare a nessuno per sostenere la propria attività. Quindi dare anche maggior forza dal punto di vista finanziario. Un supporto pubblico noi l'abbiamo chiesto alla Regione, anche se purtroppo con i tempi che corrono, con i bilanci regionali che c'è adesso non è possibile fare niente. Abbiamo lanciato una proposta, ancora in occasione della nostra assemblea annuale, di istituire ad esempio un fondo di rotazione che potesse alimentare, diciamo, queste nuove imprese, o potesse dare una spinta, un aiuto in più a chi, anche magari come dipendente all'interno dell'impresa, volesse subentrare, fare il passaggio da dipendente o collaboratore a diventare imprenditore. E questo non è così facile. Un'alternativa è anche quella di mettere insieme più lavoratori, una specie di cooperativa. Costituire una cooperativa, i workers buyout, così sono definite queste procedure. Ci sono già belle esperienze qua nel Veneto di procedure che hanno dato buoni risultati. Quindi che sono andate già in porto. Per aziende anche strutturate, parliamo di cooperative che hanno 20-30 dipendenti, cioè 20-30 soci dipendenti, diciamo collaboratori. E questo può essere anche messo in campo per le aziende più piccole, però ci vuole chiaramente il supporto, ci vuole impegno da parte di tutti, ci vuole anche voglia di farlo e soprattutto anche conoscenza delle procedure che spesso sono poco conosciute. Io sono convinto che... Infatti, è questa, ci sono anche dalle immagini stesse che vedevamo, dove c'è addirittura l'intelligenza artificiale che entra nel vostro settore, entrerà sempre di più, però non è, non è così conosciuto e così apprezzato appieno, vero? No, torniamo sul discorso di prima, no? Spesso viene lanciato, trasmesso un messaggio che non corrisponde al vero, cioè che corrisponde parzialmente al vero, diciamo, ecco, perché molte imprese sono molto tecnologiche, come dicevo anche prima, e anche per un giovane può essere veramente interessante affrontare un lavoro su se stesso di questo tipo, però al momento è un grosso problema, perché l'età media dei nostri imprenditori si sta continuamente alzando, assolutamente chiaramente alzando.
Poi c'è anche da dire un'altra cosa, un giovane che entra in un'azienda porta idee nuove, porta una visione diversa. Chi ha una certa età ormai, che si è, non dico fossilizzato, ma si è stabilizzato, assestato su un certo modo di fare, può avere un po' più di difficoltà nell'innovazione, nell'affrontare... Ma accetterebbe, questo è un altro problema che riguarda anche gli industriali, soprattutto le aziende più grandi, però anche voi in parte, perché poi non siete tanto piccolini artigiani. No, ce ne sono anche di strutturati, certamente. Ce ne sono assolutamente di strutturati, sono la piccola e media impresa del territorio. Sì. Di lasciare il posto a un certo punto ai propri figli, di mettersi da parte, di tirarsi indietro, perché la vita del piccolo imprenditore del nord-est è tutta incentrata sul lavoro. Non c'è neanche la concezione del tempo libero, perché molti di voi non hanno mai fatto neanche vacanze, si sono creati hobby perché non potevano, erano tutti concentrati sul lavoro. Quindi da un lato un esempio che ai giovani non è che faccia così ringalluzzire, e dall'altro però non hanno altri interessi tali per cui dire ti lascio il testimone. In certi casi penso sia così, non penso sia dappertutto così, perché sono convinto che tanti sarebbero ben disponibili ad affiancare dei propri dipendenti o i propri figli nell'attività di impresa, perché bisogna pensare anche in questo modo. Un piccolo artigiano, un piccolo imprenditore partito magari negli anni 60, anni 70, ci ha messo la vita nella propria attività, grande o piccola che sia, no? Ha cercato di portarla avanti nella maniera migliore. Vederla morire è come veder morire una parte di se stessi, chiaramente. È il proprio figlio. E quindi pensare che ci sia qualcuno che può portarla avanti, magari qualcuno di fidato che già lavorava in azienda, così può essere un elemento positivo. Può essere tranquillamente vero anche che da parte di alcuni, non dico tutti, alcuni, secondo me c'è questo legame talmente forte che blocca la possibilità di dare spazio ad altri, ecco, non so come dirlo. È una realizzazione personale, per cui senza dubbio ci possono essere delle difficoltà. Certo. Quindi insomma comunque percorsi cercate di farne per portare... Noi l'abbiamo messo, era uno dei temi che abbiamo trattato nella nostra assemblea di settembre, l'assemblea annuale, ed è un tema sul quale siamo impegnati. Anche i nostri territori si stanno dando da fare con incontri, con formazione, con sviluppo dell'idea, perché è un tema sul quale è necessario darsi da fare un po' tutti. Sì. Poi da soli non si riesce a fare niente. No? Ma prima che sia tardi, perché dopo quando succede il fattaccio e tutto, l'azienda poi si sgretola, va a morire. E poi bisogna dire anche un'altra cosa, la preoccupazione che io ho, venendo da un'area interna così definita, cioè non un centro importante, ma paesini piccoli, spesso le piccole attività artigianali sono anche un presidio sociale, vorrei dire, come il piccolo negozietto, queste cose che mantengono in vita la società di un certo borgo, di un certo paese, di una certa zona. Un po' alla volta viene a mancare il negozio, viene a mancare l'ufficio postale, lo sportello banco ma non c'è più, non c'è neanche più l'idraulico e l'elettricista, non c'è neanche il parroco tante volte, e quindi viene a mancare la comunità proprio. Allora anche i giovani si spostano, vanno verso la città perché non hanno più elementi di vita nel paese. Questa è un'esagerazione, ma è un po' un percorso che nelle zone di campagna o nelle zone di montagna dalle quali vengo io si sta verificando, quindi dar forza anche alle piccole attività artigianali del territorio è importante anche per questo motivo, insomma. Assolutamente sì. Lei ha parlato un po' del territorio dell'area bellunese, giusto, se non erro, quindi c'è un territorio un po' particolare dove c'è dell'artigianato, però c'è anche, molte volte ha sofferto più prima di altri della crisi. Come sta andando quel territorio? Direi che anche nel territorio nostro ci sono i segni della situazione abbastanza critica che c'è in ambito regionale e non solo, in determinati settori. Quindi adesso abbiamo la cascata della crisi in Germania, del settore dell'auto. Questo è fondamentale, è importantissimo. E tutto l'indotto dei piccolini nostri. Sembra che il Vicentino sia stato il territorio colpito in primis. Moltissimo il settore della meccanica del Vicentino, soprattutto perché ha una forte presenza di imprese medio-piccole che spesso non lavorano come subfornitori di altre imprese o direttamente dei colossi dell'auto tedesca. E chiaramente venendo a mancare le commesse, questi si trovano in difficoltà. Abbiamo visto, lo vediamo sulle notizie di stampa tutti i giorni, i tavoli di crisi sono ogni giorno più presenti, insomma. Certo. E la meccanica, volevo dire,
pesa per il 40% nelle imprese artigiane. Caspita, Abbiamo un aumento della cassa integrazione dell'ordine del 130% riferito all'anno precedente, anche nel settore artigiano, non parlo dell'industria, parlo delle piccole imprese che hanno un sistema di cassa integrazione diverso. Ho dei dati, aumenti del 120, 130, 140% rispetto all'anno precedente. Tantissimo. È tantissimo, no? Cioè Quindi, già adesso questo tipo di situazione, cioè, diciamo che non siamo neanche passati, cioè che dovrebbe essere stato un buon anno il 2024. Era partito anche invece... con un'idea positiva, perché l'inflazione si stava abbassando, il costo dell'energia tutto sommato si era stabilizzato, è sempre altissimo in Italia, perché uno dei pesi che ha l'Italia è il costo dell'energia rispetto ai competitor europei, però quantomeno il senso dell'aumento si era un po' stabilizzato. Ma poi la crisi della Germania, la crisi geopolitica generale che c'è in Europa e non solo ovviamente, la crisi del settore del lusso, perché noi abbiamo una grandissima presenza, la Riviera del Brenta nel calzaturiero, altre parti del Veneto nel settore moda e tessile, anche, che sono bloccate perché i grossi marchi hanno i magazzini pieni, quindi gli ordini sono fermi e si sta creando veramente un problema, cioè, a livello nazionale, parliamo di Marche, Toscana soprattutto, c'è una situazione critica enorme nel settore della moda, tessile, pelletteria, quelle cose là, insomma, anche che coinvolgono direttamente le nostre imprese e la nostra associazione. Ci sono dei Quindi tavoli anche gli artigiani, che sono i produttori proprio di questi prodotti di alta gamma, non hanno meno commesse, quindi stanno risentendo di questo. Perché il mercato del lusso, forse del lusso di altissimo livello, non soffre la crisi perché chi ne ha tanti può spendere quello che vuole. Ma c'è una bella parte che prima spendeva evidentemente ad un certo livello che adesso ha ridotto le spese. Il caso del Fondaco dei tedeschi, non so se è sintomatico, però anche quello secondo me dà un po' il segno, no? Che cos'è? Cosa si percepisce da questa prossima chiusura? Perché adesso questo è stato appalesato. Io ho notizie di stampa, non è che ci riguardi direttamente ovviamente, no? Però anche lì... Però c'erano degli artigiani di alta gamma che erano stati coinvolti. Probabilmente sì, perché poi c'è un altro problema, è che spesso i nostri artigiani fanno parte di una filiera, no? Non sono né la testa né la coda, sono in mezzo. Quindi se le cose non partono all'inizio e alla fine non hanno sbocco, chi è in mezzo si trova purtroppo bloccato. E sentivo proprio ieri anche Luxottica, ad esempio, no? Il colosso dell'occhiale, con tantissimi dipendenti nel bellunese fra Agordo, Sedico e non solo, ha la produzione che è molto molto ferma, insomma, cioè veramente anche loro sono... non dico in crisi perché lì hanno le spalle grosse in maniera esagerata, però hanno il segno che la richiesta, il mercato di quel settore si sta molto rallentando. Secondo lei, secondo la sua esperienza, le valutazioni, i confronti che ha avuto l'opportunità di fare, sentendo che la causa preponderante qual è? Perché queste cicliche crisi hanno sempre un elemento comune che entra in gioco. Io vedo sicuramente la crisi soprattutto della Germania come riferimento nostro, ma anche della Francia, direi, perché non è che se la passino molto bene neanche quindi Germania è, diciamo, il mercato dell'auto. Ma non solo. La Germania è una fonte di esportazione, diciamo, no? Un terminal di esportazione per le nostre imprese del Veneto, ma non solo, veramente molto molto importante. E quel settore è attualmente molto fermo, cioè non solo la macchina, ma tutto quello che si gira intorno all'automotive. Quindi la crisi della Germania, cioè la recessione, perché di fatto questo a cascata sta creando grossi problemi. Poi secondo me c'è anche il fatto che nel mercato interno c'è meno potere d'acquisto da parte delle persone. Gli stipendi non aumentano, i costi aumentano e quindi uno riduce le spese voluttuarie, diciamo, no? Se parliamo di moda, di abbigliamento, il ragionamento che si faceva prima. Anche quello è un elemento, forse la mancanza di fiducia, un po' la paura della crisi internazionale che c'è sia nel Medio Oriente, che c'è in Russia, la venuta di Trump, che non si sa bene sti dazi se ci saranno, non ci saranno, ci sarà sbocco, ci sarà un blocco. Un po' ci sono tante incertezze in questo momento.
parliamo anche di edilizia? No, infatti adesso avremo ci andiamo pesanti perché poi lei Sì. se ne occupa anche bene, ma per restare in quest'ambito qui, voi cosa prevedete? Ancora licenziamenti? Cioè che cosa, che venti diciamo ci che, sono? le imprese, In genere? l'ultimo passaggio è quello di arrivare al licenziamento. Uno sfrutta tutte le possibilità che ha, quindi anche la cassa integrazione ovviamente, la riduzione di orario, tutto quello che può essere, perché quando uno ha perso un dipendente Non e fate poi difficile. Abbiamo visto che dopo non è che come tutti i cicli poi c'è una ripresa sicuramente sì, prima o dopo. assolutamente, sì. Quando ho perso un dipendente chiaramente si trova in difficoltà. Io sentivo l'altro giorno, parlavo con dei colleghi che conoscevano aziende che avevano assunto recentemente o apposta persone molto capaci e poi le ha messe subito in cassa integrazione, perché non volevano perdere l'opportunità di avere una persona in gamba, diciamo, e intanto la parcheggio, però poi quando, chiaramente come tutti i cicli economici, poi ci sarà una ripresa, speriamo il più presto possibile, ho comunque la forza per poter affrontare il mercato in quel momento. Lì chiaramente però il tutto dipende anche da quanto grosse ha alle spalle l'azienda stessa, ci sono tanti elementi che influiscono. No? Voi avete un sistema di confidi, Sì. che tra l'altro è stato anche implementato, se non Sì, erro. adesso c'è, dal 1° di gennaio parte Finergis, che sarà il più grosso confidi del nord Italia, del settore artigiano, che mette insieme sviluppo artigiano, che è il confidi nato in Veneto dalla CNA, che poi oltre al Veneto si è allargato alla Lombardia, quasi tutta, in parte del Piemonte, Quindi è una cosa Friuli, molto Venezia grossa. Giulia, sì, qualcosina anche in Emilia Romagna, che aveva raggiunto bei numeri a livello sia di soci che di attività, però soffriva un po' il fatto che in tutti questi anni, pur avendo aumentato la capitalizzazione, chiaramente arrivava fino a un certo punto, perché non è che ci siano risorse pubbliche per aumentare il capitale, bisogna metterlo da parte un po' alla volta e questo è stato fatto. C'è stata l'opportunità di mettere insieme sviluppo artigiano con Neafidi, che è il consorzio Fidi di base Confindustriale, con sede a Vicenza, che aveva meno attività però una capacità, diciamo, di capitale molto importante, quindi c'è stato un matrimonio sostanzialmente di interesse per tutti e due. Che cosa vuol dire? Allora, rivolgendosi al piccolo imprenditore, all'artigiano, che cosa spieghi cos'è questa cosa qua, che opportunità costituisce Allora, per chi non lo conosce? Costituire un consorzio Fidi con una forte capitalizzazione, cioè con sostanzialmente delle risorse finanziarie accantonate che danno garanzia, consente al consorzio di supportare meglio le garanzie prestate alle banche a favore delle imprese per finanziamenti, per fidi di cassa, per anticipo fatture, tutte le operazioni chiaramente finanziarie delle quali necessita la singola impresa. Un consorzio Fidi strutturato in questa maniera è in grado anche di fare chiaramente una consulenza, perché ha dentro le professionalità, è in grado di dare una consulenza migliore sul fronte fondi europei, finanziati che sono pratiche complicate. È sfruttabile dal è sfruttabile, piccolo. Sta a noi, diciamo, mettere a terra, come si suol dire, le capacità del consorzio a favore delle imprese, perché adesso chiaramente mettere insieme due cose non è sempre così semplice, ci vorrà un periodo di rodaggio, immagino, perché c'è personale da una parte e personale dall'altra da mettere insieme, ma la volontà, la capacità del gruppo dirigente c'è tutta, c'è molta fiducia, diciamo, e molta attesa sul fatto che questa nuova avventura che CNA ha messo in piedi, in collaborazione appunto con Neafidi in questo caso, possa portare risultati positivi per le imprese e ci potrebbe essere anche la possibilità di concedere ancora di più prestito diretto, cioè il piccolo imprenditore artigiano che magari ha bisogno di 10.000 euro o 15.000 euro per attrezzarsi l'officina o l'attività così, se va in banca la banca non ha neanche l'interesse di affrontare investimenti di questo tipo. Cioè, forse quelle del territorio, le BCC sì, ma le banche più grandi dicono no grazie, non mi interessa perché il costo che ho per gestire una cosa del genere non mi porta utili, quindi non ho interesse di farlo. Avendo invece un consorzio come questo, che avendo capitale alle spalle
è in grado di concedere anche finanziamenti, ci può essere una possibilità ulteriore. Quindi gli spazi di manovra di manovra sono veramente molto importanti e noi ci contiamo veramente tanto. No, ma infatti è anche importante secondo me farlo opportunamente conoscere quando poi entrerà operativo ai piccoli, gli artigiani che ne hanno bisogno, perché effettivamente come lei diceva sembra poco 10.000 euro, però a volte sono quelli che fanno la differenza per comprare un macchinario. Anche di più a volte, però andare in banca diventa problematico perché deve avere tutta una serie di garanzie, di presupposti, di affidabilità che sono non è semplice. Il piccolo chiaramente ha anche più spesso difficoltà di rapportarsi con la banca, no? Uno si sente minuscolo rispetto a una struttura molto grande, magari non ha che tende a fagocitarlo. No? Infatti, una ecco che l'affiancamento di una struttura di questo tipo, che si chiamerà Finergis, cioè il nome che è stato introdotto è Finergis, che mette insieme appunto, come dicevo prima, Sviluppo Artigiano da una parte, che è il nostro consorzio FIDI CNA, e NEA FIDI, che è un consorzio di base confindustriale. Quindi una cosa grossa. Quindi è una strada, anche il fatto stesso, dal punto di vista della, come posso dire, della politica economica, chiamiamola, il fatto di mettere insieme risorse del mondo dei piccoli con il mondo dei grandi, non si è verificato tante volte, quindi ma infatti è emblematica molto, molto interessante secondo me questa, perché può dare veramente risultati positivi, perché noi diciamocela tutta, gli industriali chiaramente per le loro dimensioni che hanno sempre guardato gli artigiani dall'alto verso il basso, perché utilizzano l'artigiano per far subforniture o altro. In questo caso nel credito siamo a pari proprio come consiglio di amministrazione, come tutto, quindi è un bel passaggio, secondo me, molto importante anche dal punto di vista proprio del messaggio che viene dato all'esterno. Certo. Ci auguriamo tutti che funzioni bene adesso, perché noi staremo a vedere. Comincia il 1° gennaio ufficialmente. Ecco, tanto bisogna aspettare, dopo però saremo... faremo una verifica fra un po' di mesi per vedere come funziona. Allora, l'altro settore invece che è importante e strategico, abbiamo visto che è finito il super bonus, vabbè c'è un altro residuo, lei lo segue da vicino, è quello del settore dell'edilizia, che anche questo è un bel traino, perché quando il settore dell'edilizia, ristrutturazioni, costruzioni va bene, tutto un indotto, anche artigiano, funziona, tira di fatto. Cosa è successo? Si è arenato qualcosa? Come sta andando? Allora, secondo me sono successe 2 o 3 cose e abbiamo avuto modo di parlarne anche in occasioni che sono stato qui. Allora, il super bonus sicuramente è stata una grande opportunità, è innegabile che è stata una grande opportunità per le imprese e per i cittadini che ne hanno usufruito. Però è stato gestito molto male e si è chiuso peggio, perché ha lasciato tanti con il cerino in mano sostanzialmente. Cioè, siamo rapidi perché siamo giunti quasi alla chiusura. Per cui... Allora, quello è un percorso mai chiuso, finito. Chi ha dato, chi ha avuto, come si suol dire, no? Chi ha potuto sfruttarlo l'ha sfruttato. Adesso ci sono i bonus, quelli ordinari, va bene, che finiscono però a fine anno. Il prossimo anno si riduce l'aliquota al 36%, salvo per la prima casa che resta al 50%. E non ci sono, noi abbiamo fatto delle richieste perché fossero prolungati, ma non penso ci sia possibilità, perché poi dal 36 tornano al 30%. Quindi anche quel percorso, secondo me, non avrà grande seguito. C'è poi invece il tema della direttiva Green europea. E lì ancora il governo italiano non si è pronunciato, non ha detto come vuole declinarla in Italia. Quella potrebbe dare veramente una ulteriore spinta al settore purché circolano i soldi, perché se resta basso il potere d'acquisto degli italiani siccome il tema della cessione del credito, ad esempio, o lo sconto in fattura era molto interessante, però c'è stato fatto un abuso di quel processo, no? Con tutti i problemi che poi ha creato. Quindi anche il settore dell'edilizia in questo momento sta scontando questa situazione di stanca, perché è ben vero che c'è il PNRR, quindi tante imprese strutturate. Ma lì stiamo parlando di imprese un po' più grossine. Stanno lavorando in quel settore lì. Vediamo quanti cantieri ci sono in giro, scuole, municipi, palestre. Opere pubbliche, però i piccoli coinvolti. Il piccolo, cioè chi doveva fare qualcosa con i bonus l'ha fatto. Chi non ha potuto farlo sta facendo le corse per arrivare a fine anno, per fare i versamenti, per utilizzarli, e dopo però vedremo quello che succederà. Io lo vedo nel mio piccolo, le richieste che arrivano preventive, così c'è veramente un forte calo rispetto a quello che era fino a qualche tempo fa. Quindi anche là
secondo me si preannuncia un periodo, non dico di crisi, ma di tranquillità o di stanca rispetto al boom che c'è stato. Lo vedremo a metà anno e il prossimo anno, secondo me. Allora bisogna riaggiornarsi. Allora intanto io la ringrazio tantissimo, il tempo è volato letteralmente, quindi però è stato molto importante fare il punto della situazione, analizzare i vari step, dare delle possibilità anche di prospettiva, di speranza per il settore, perché già abbiamo visto questo dei confidi è una cosa importante. Poi staremo a vedere col prossimo anno, all'inizio dell'anno, come si svolgeranno le cose. Sì. Io la ringrazio e le faccio tanti auguri naturalmente Grazie a tutto il team di CNA del Veneto. E grazie ancora, cari telespettatori, vi saluto, naturalmente buona serata, buon proseguimento e come sempre se siete settore artigiano, quindi piccoli imprenditori, professionisti di questi vari ambiti molteplici, rivolgetevi alla CNA per avere informazioni, delucidazioni sulle tante novità e le tantissime iniziative e servizi che la CNA può dare sia territoriali che regionali naturalmente. Buon proseguimento!